In società come queste, che vivono quasi esclusivamente sulla pastorizia, un'altra materia offerta al lavoro quotidiano della donna è la lana. La donna partecipa, si può dire, a tutto il processo di trasformazione del prodotto, a cominciare dal momento rituale della tosatura. L'operazione, che richiede abilità e delicatezza, è lasciata all'uomo, signore del gregge. Quella della tosatura è una giornata solenne, con il suo antichissimo cerimoniale, con questo incontro tra il pastore e il suo gregge, in cui c'è sempre una rude tenerezza. Già il raccogliere la lana, il confezionarla in gruppi per le prime operazioni del lavaggio e della cardatura, è una fatica che tocca alle donne. In questa società pastorale il costume non è ancora diventato un residuo archeologico, ma viene indossato ogni giorno, anche se ormai è facile avvertire la diversità, l'eccezionalità della sua foggia e dei suoi colori. Così, in questi paesi della zona montana, quasi separati dal resto del mondo, la vita di ogni giorno è un continuo contatto con la natura. Tutta la loro esistenza è legata in ogni momento all'economia pastorale. Perciò la lavorazione della lana è l'occupazione più importante nella giornata della donna. Il filo nasce con un ritmo lentissimo. Ogni gesto della mano si consuma in un frutto quasi impercettibile. Occorrono ore in cui l'attenzione sembra concentrata a ripetere con la maggiore meccanicità possibile le piccole operazioni di questa tecnica essenziale, ormai ridotta ad un'aritmetica di gesti. Nel paese le donne pensano già alle vuote giornate che si avvicinano. Escono a questo po' di sole che avanza a stendere i loro orditi di lana, a formare queste grandi matasse che serviranno ad alimentare il lavoro della tessitura, che è l'occupazione fondamentale della donna del pastore. È in questa paziente e silenziosa occupazione che si riscatta la condizione della donna, e dalle sue mani nascono, con l'incanto e la purezza di tutti i lavori vicini alla natura, i costumi, le coperte, le bisacce, i tanti utili oggetti della vita di ogni giorno. In questi paesi, più lontani dalle correnti di rinnovamento che agiscono nelle altre zone dell'isola, il tempo sembra muoversi con una cadenza così lenta da parere immobile. Ma è proprio qui che questa lunga fatica che tocca ogni giorno ad ogni essere
conserva ancora un suo sapore antico e dà la dignità di una piccola, autentica arte quotidiana. Una parte essenziale del bilancio domestico è affidata alle donne, alla loro saggezza industriosa. Eppure il quotidiano lavoro del telaio non produce soltanto coperte, vestiti, strumenti della vita di ogni giorno, ma anche oggetti preziosi per il senso della materia e del colore, meravigliosi paesaggi di una sorprendente sensibilità. Qui il rapporto tra le necessità dell'esistenza e i prodotti del lavoro quotidiano non si esaurisce nel puro soddisfacimento del bisogno. Anzi, proprio in queste società arcaiche l'uomo sembra aver conservato un suo straordinario potenziale di fantasia e di gusto che mette in ogni povera cosa che esce dalle sue mani. Ma la ricchezza più vivace, la più clamorosa fantasia è quella che la donna mette nella creazione degli elementi del suo costume, come i grandi scialli di Oliena, in cui l'antica austerità della stoffa è tempestata da un fitto ricamo, da una trama geometrica insistita, quasi barocca. Per questo le grandi feste del folklore isolano, in cui per tradizione il vecchio e il nuovo si incontrano e il costume celebra la sua colorata giornata di gala, sono una continua fonte di sorprese, se si pensa che questi abiti quasi regali, queste linee così pure e raffinate, sono i resti di una società che non è stata mai ricca, ma che ha sempre avuto nei confronti della vita e della storia un uguale atteggiamento di dignità e di autenticità. Solo con questo senso antico della vita si spiega la ricchezza del costume isolano, soprattutto la preminenza data all'oreficeria più antica, che sembra sottolineare nella sua opulenza e nelle sue fogge i ricordi dell'influsso del gusto spagnolesco, frutto di una secolare dominazione che ha lasciato tracce profonde nel folklore isolano. In questa società, in cui la povertà dell'economia si apre su inaspettati spiragli di ricchezza, si spiega il diffondersi e l'approfondirsi delle attitudini artigiane, da cui nascono ancora oggi capolavori di pazienza e di sensibilità. Dall'incontro tra una potente ingenuità espressiva e i temi più suggestivi della tradizione scaturiscono a volte, anche nelle limitate superfici, oggetti particolarmente elaborati, che conservano a distanza di tempo il fascino di una bellezza intatta e primitiva, come in questo corno inciso da un anonimo pastore di 2 secoli fa, che ha saputo racchiudere in queste primitive e quasi patetiche figurazioni il senso di una ingenua ma vigorosa drammaticità. La mostra annuale dell'artigianato sardo, che si svolge a Sassari, si è ormai imposta come una completa e importante rassegna, come una iniziativa il cui successo ad ogni nuova edizione va al di là delle più ottimistiche previsioni. L'artigianato sardo nasce dal prolungarsi in una nuova dimensione produttiva di un'abilità quasi connaturata alla società pastorale, ma la materia prima è sempre quella dell'umile realtà di ogni giorno, come la paglia del grano, i giunchi della palude, la corteccia della sfodelo, o l'argilla delle pianure lavorata con l'arte dei vasai fenici, o la palma nana che cresce sulle coste solitarie. Ai temi dell'arte popolare, del resto, si riferisce anche l'artigianato più moderno della Sardegna, incoraggiato dal vasto programma di valorizzazione di questa abitudine secolare e sviluppatosi in una più precisa direzione commerciale nel quadro della ripresa economica che l'isola ha conosciuto in questi ultimi anni. Il prodotto artigianale ha acquistato questo più vasto interesse, che va al di là degli stessi confini della sua destinazione originaria, proprio perché esso riesce a conservare ciò che il prodotto industriale ha perduto,
il segno vivo della mano dell'uomo. Ed è forse questa la ragione per cui l'artigianato sardo, depositario del patrimonio culturale e umano della tradizione, potrà inserirsi attivamente, rappresentando un segno vivo di continuità nel processo di rinascita dell'isola.